Arriva l'estate e le belle giornate portano il pienone anche sui rilievi del Bassanese. Sul Monte Grappa, ad esempio, si è rivisto un grande volume di visitatori amanti delle passeggiate e villeggianti e la viabilità del massiccio ha confermato di risentire di alcune croniche difficoltà. Ci arrivano anche delle segnalazioni che riguardano soprattutto l'alta velocità in alcune salite importanti come la strada Cadorna e purtroppo qualche settimana fa abbiamo anche registrato qualche incidente mortale. Quello che noi però vogliamo puntare è sulla sicurezza di tutti coloro che frequentano le nostre montagne, in particolar modo anche i tanti ciclisti che quotidianamente salgono sul Monte Grappa. C'è bisogno di sicurezza, su questo c'è già un rapporto, ci sono già stati degli incontri con la provincia di Vicenza per trovare delle soluzioni per mettere in sicurezza, in garanzia, insomma, i tanti frequentatori di questa strada. Spesso il turismo mordi e fuggi va a cozzare contro quelle che sono le dinamiche turistiche di luoghi incantevoli come il massiccio del Grappa. In questi anni noi abbiamo investito nel promuovere un turismo lento, un turismo di qualità, un turismo che va insomma, a valorizzare i nostri beni ambientali e culturali che abbiamo, ma soprattutto sulle nostre strade bisogna prestare la massima attenzione, non solamente da parte dei motociclisti, ma anche da parte dei ciclisti e di tutti coloro che ne usufruiscono. Infine un appello ai veneti perché quest'anno le vacanze le passino nella nostra regione. L'invito è di rimanere in Veneto, abbiamo insomma, una delle regioni più belle d'Italia, la più frequentata dai turisti a livello internazionale, quindi dobbiamo investire sulla nostra economia e quindi il consiglio che noi diamo a tutti gli abitanti di questa regione è di sfruttare il periodo per ammirare le tante bellezze che abbiamo che spesso e volentieri non sappiamo nemmeno della loro esistenza.